Mister! Poi le distinte mi servono. Dopo. A posto, mister! A posto. Sì, una cosa. Queste sono quelle della Fincantieri. Gliele fate avere ad Adeola poi, grazie. Gli puoi rispondere che abbiamo il link, lo puoi andare a prendere direttamente tu, che penso stiano facendo ingresso in campo, che io ora faccio il post su Facebook. Avremo un letto a me, eccola qua. E allora, va bene così. Così. Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, amici di Sportisili, ben ritrovati qui dalla Fincantieri. Sta per prendere il via la sfida tra Cus Palermo e Primavera Marsala, valida per il campionato regionale allievi Under 16 girone A. Abbiamo appena concluso con la prima delle due gare in programma quest'oggi, ovvero sia quella tra la Fincantieri e il Casteldaccia, terminata con un roboante 7-0 in favore della squadra di casa, capolista nonché vincente del girone B. Oggi sfidano due squadre non troppo vicine in classifica in termini di punti, che ci sono 10 lunghezze. Tutto pronto per il via dell'incontro. Primo pallone per la Primavera Marsala, fischio d'inizio e inizia il match con la squadra marsalese in maglia bianca, calzettoni e calzoncini blu, dall'altra parte consueta divisa gialla con inserti bianchi e neri, con neri anche calzoncini e calzettoni per il Cus Palermo, che attacca sulla sinistra. C'è un calcio di punizione a favore proprio degli ospiti, con la palla lunga controllata da Alo Bianco.
giocata in avanti poi di Danna a cercare Varrica, poi si lotta lì in mezzo, alla fine ne esce vincente la Primavera Marsala che recupera un buon pallone. Viola, fermato, la palla esce fuori. Tarantino prova a premiare la corsa di Tellini, ma la palla esce oltre la linea laterale, rimessa in favore della Primavera Marsala. Rimessa in avanti, l'anticipo di Tarantino, poi pallone gestito in fallo laterale. Qualche piccolo problema, ce ne scusiamo. Ovviamente il vento non ci dà di certo una mano in questo senso. Pallone recuperato ancora. La Primavera Marsala con Viviano che va alla caccia del pallone. Ancora all'1 contro 1 il numero 10 del Cus che riesce a sgroppare sulla sinistra. Finché non arriva poi l'intervento in fase difensiva. Poi Parrinello tenta la giocata in avanti. Calisti intercetta, prova a premiare ancora Viola, che però non può arrivare sul pallone. Fallo laterale per la Primavera Marsala, con la giocata a spalla alla porta di Bonfratello. Ancora Cus che cerca di recuperare con Tarantino. Si riparte da capo con Pirrera, anzi con Ribuffo, scusate. Tocco per lo bianco in profondità, cercato Varrica che viene anticipato, poi Viviano. Tarantino prova ad arrivare sul pallone Schiavo che arriva. Schiavo all'1 contro 1, sempre Schiavo con il dribbling, viene poi raddoppiato e fermato con l'intervento finale da parte del numero 7 Palmeri. Quindi questo fallo laterale che viene battuto con il Cus che per un attimo aveva recuperato il pallone senza successo. Ora si riparte dal fondo. Il portiere Villa, giocata corta, poi c'è la pressione qui da parte del Cus e culmina con la palla recuperata. Direttore di gara che fischia. Calcio di punizione in favore del Cus in zona d'attacco. E calcio di punizione con Viola sul punto di battuta, pallone scodellato verso l'area, colpo di testa a mettere fuori da parte del capitano Carducci. Poi c'è un intervento con la mano, calcio di punizione. C'è ancora Viola sul pallone, l'arbitro fischia. Viola questa volta rasoterra, arriva senza problemi dalle parti di Villa. Tellini la fa rimbalzare forse una volta di troppo, tant'è che riesce a sradicargli il pallone dai piedi Palmeri. Poi c'è la chiusura di Ribuffo a dare una mano al suo compagno sull'out di destra. Anche in questo caso qualche cambio da parte di mister Di Fresco, mentre c'è un fischio in favore della Primavera Marsala, calcio di punizione per la squadra guidata da mister Sandri.
calcio di punizione dunque. Il pallone Crimi. Mentre torna a soffiare forte il vento qui a Palermo. Arbitro che deve attendere al numero 10 in maglia bianca. Battuta verso la porta con la respinta da parte di Lo Galbo. È primo pericolo dunque per la porta del CUS. Intanto Schiavo non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa per la Primavera Marsala. Qui ancora cerca di recuperare il pallone contro Varrica, ma c'è tocco parte di Tranchina, occhio già dall'altra parte. Il recupero tentato da Palmeri, che viene però contrastato da Tellini, e per l'arbitro è calcio d'angolo. Dalla bandierina Crimi, primo calcio d'angolo della partita. Battuta di Crimi, ancora verso il primo palo, di testa Calisti. Poi Schiavo colpisce male il pallone, prova ad arrivare ma Crimi lo anticipa. Per la girata in avanti, si lotta al limite dell'area con Parrinello, ma qui chiude la difesa del CUS, cerca di partire con Danna, sbaglia però. La palla in verticale, il controllo tentato da Bonfratello, che ancora si gira al limite, poi cerca di far correre sulla destra Tranchida, ma la palla finisce fuori, con la Primavera che si lascia leggermente preferire in questo avvio di partita. Ribuffo, cerca Schiavo, c'è la chiusura ancora del centrocampo con Crimi, poi Varrica forse sbilanciato, si continua a giocare, si lotta con Schiavo che recupera. Schiavo, poi Varrica prova a dare una mano, tocco in profondità per Viviano, che viene fermato in maniera regolare, poi torna sul pallone Calisti, lungo linea Varrica, e poi la palla messa in fallo laterale per una rimessa che verrà battuta dal CUS Palermo. Tarantino, poi c'è il recupero palla con Bonfratello che si appoggia ai compagni, non trova però il pallone di ritorno, poi lotta lì, alla fine recupera Tellini che lancia in avanti. Varrica col controllo, sempre Varrica, in mezzo a due non riesce a passare, poi commette fallo e calcio di punizione. Battuta lunga in avanti, la recupera Viola che poi alza questo campanile in direzione di Schiavo, prova ad arrivare per primo ma Villa aspetta lì il pallone e lo gestisce. Rinvia Villa, palla che rimbalza dalle parti di Calisti, scavalcato, colpisce di testa, c'è vento laterale rispetto al terreno di gioco. Viola va a lottare, alla fine però il pallone lo recupera Tranchida che gioca in avanti. C'è la chiusura, ma ancora Tarantino che calcia in avanti verso Schiavo che sembra essere in posizione regolare, alla fine però Villa attende lì ancora una volta il pallone. Viola con un errore qui anche da parte sua dopo quello commesso dal portiere marsalese. Infatti mister Sandri
non sembra aver gradito. In ogni caso torniamo in cronaca con la lotta a centrocampo, con Viviano che scarica su Tarantino. Tarantino con la palla in profondità di prima, forse un po' troppo affrettata. Il giro palla della Primavera Marsala che coinvolge Palmeri, per la palla giocata in profondità, c'è un fallo di Tellini ai danni di Gerardi. Viola cerca di arrivare sul pallone, viene fermato, poi Calisti in avanti, riesce a trovare Schiavo, poi Viviano, Varrica, spalla alla porta, la gira bene per Viviano che può arrivare, Schiavo in fuorigioco. Prende dalle retrovie la Primavera Marsala con Castiglione che ha allargato sulla destra, poi l'anticipo secco di Danna nei confronti di Parrinello. Poi qui sbaglia Bonfratello con l'appoggio ancora per il suo numero 17. La rimessa per Danna. Viviano si gira molto bene, riesce ad evitare un avversario Viviano, poi non riesce a servire Viola, subentra Danna nell'azione, un fallo che favorisce lo bianco. Bel lancio che trova solo maglie bianche, in particolare quella di Carducci. Poi Viola, Calisti in profondità per Varrica che controlla, riesce anche a girarla, arriva Tarantino in avanti, palla che viene respinta da Gerardi in fallo laterale, Tellini con le mani. Schiavo, la gira verso Viola, fermato alle spalle, poi Calisti arriva, la tocca lateralmente dove non ci sono compagni. Primavera che cerca la giocata, qui reclama un fallo di Girolamo. E comunque fallo laterale per la squadra in maglia bianca, con Gerardi che va alla rimessa. Chiude Tarantino, poi Schiavo, la gira verso Varrica che prova ad arrivare, viene però fermato dall'intervento di Castiglione. Ancora Cuspero, Danna viene fermato, prova a ripartire Parrinello che subisce il fallo di Viola. Palla lunga intanto con ancora Parrinello che cerca di arrivare, viene fermato da Viviano, poi Danna, lungolinea, cerca Schiavo, trova però la chiusura. Ancora Viola a cercare di innescare compagni, Tarantino prova ad arrivare dalle retrovie, viene però chiuso con un ottimo tagliafuori da parte di Carducci. Il controllo sbagliato da parte Palmeri, poi ancora lo bianco costretto a uscire dalla sua zona di competenza per intervenire. Viola, Calisti, Viviano lascia scorrere, alla fine perde palla il Cus. Gerardi, palla lungolinea, chiude Tellini, ancora in rimessa laterale. C'è un calcio di punizione per la Primavera Marsala.
C'è un calcio di punizione, dunque Gerardi sulla palla. C'è il fischio dell'arbitro, parte Gerardi verso l'area di rigore, controlla e poi alza il campanile Tarantino dalle parti di Tellini. Poi Schiavo, Viviano, prova ad uscire col fraseggio il Cus, Barrica, controllo non perfetto, ma palla che arriva comunque a Tarantino. Ora Tellini, spinge Tellini, palla lungolini a cercare Schiavo, anticipato però ancora una volta da Castiglione. Con Carducci che ha fatto scudo per Villa. Viola fermato col fallo e calcio di punizione. 17 minuti. Anzi, la punizione è per la Primavera Marsala. Il direttore di gara sta allacciando uno scarpino. Ne approfittiamo per ricordare che su Sportisili potrete vedere non solo le partite in diretta, ma le azioni salienti degli incontri che abbiamo mostrato proprio in diretta, come ad esempio quello di poc'anzi tra Fincantieri e Casteldaccia. Ribuffo, lancio lungo, colpito da Castiglione, poi Viviano, intervento ai suoi danni di Carducci, poi Tellini va a sfidare in velocità Palmeri che va via, la palla dall'altra parte dove però non ci sono giocatori del Marsala. Danna voleva accontentarsi del fallo laterale, invece è costretto a concedere la rimessa perché la palla si è letteralmente fermata davanti a lui. Si perde fuori per un rinvio che verrà eseguito da Logalbo. Abbiamo qualche problemino con le inquadrature che stiamo risolvendo anche per via del vento che non ci sta consentendo il lavoro perfetto. Ce ne scusiamo ovviamente con chi sta seguendo la partita in diretta. Mentre qui intanto brutta palla persa e conclusione che si spegne in fondo al sacco. Passa la Primavera Marsala che dunque sblocca la partita con l'1-0 firmato dal numero 17 Parrinello su una brutta palla persa dal Cus in fase di uscita. Intanto palla lunga, colpo di testa da parte di Castiglione, poi esce bene, palla al piede di Girolamo con la palla ancora giocata in avanti, chiude Calisti. E fine Tarantino a metter fuori, dunque si è sbloccata la partita qui alla Fincantieri e l'ha sbloccata la squadra ospite. Intanto ancora una brutta palla persa, prova a approfittarne Palmeri. Un po' di blackout in fase di gestione di palla dal basso per il Cus. Tarantino, Barrica di testa bene per Schiavo che non riesce però a tenerla in campo. La rimessa per Gerardi per la Primavera Marsala che a metà del primo tempo si trova in vantaggio. E c'è cambio rimessa. Andrà con le mani Tellini. Cambio anche dall'altra parte. La battuta in avanti, Palmeri anticipato, poi Tellini la gioca in profondità. Calisti cerca Viviano, non lo trova. Calisti prova ad arrivare di nuovo sul pallone, viene però anticipato dall'intervento di Bonfratello, steso dal capitano del Cus. Calcio di punizione.
calcio di punizione con la palla rischiosa da parte di Carducci, che però la ritrova e lancia lontano. Cercato Bonfratello ma schierato male l'attaccante della Primavera. Qui Viola lotta, tiene il pallone, cerca la palla in profondità, però non ci sono compagni da servire. E poi c'è il fallo di mano proprio dello stesso numero 7. Qui la palla gestita male da Crimi, può diventare buona per Viviano, che serve male in profondità Varrica. Varrica però può arrivare, ma viene chiuso dall'intervento di Castiglione. Fallo laterale per il Cus, che cerca di reagire. Rimessa non gestita in maniera perfetta alla squadra di Di Fresco. Varrica perde palla, prova a ripartire Bonfratello per la Primavera Marsala, ma chiude tutto Ribuffo. Il fallo laterale è per la squadra di Mister Sandri. Cerca la giocata Parrinello, che ricordo essere l'autore del gol del vantaggio al minuto 17 del primo tempo. Viviano in avanti, colpo di testa di Castiglione. Tarantino, zona di sparo, Tarantino ci prova, esce un tiro svirgolato. Battuta corta per Castiglione, coinvolto nell'azione anche Tranchida. Poi la palla arriva dalle parti di Parrinello, che va a lottare con Danna, riesce anche ad avere la meglio in un primo momento, poi subentra nell'azione Lo Bianco. Ribuffo, Tarantino pressato, perde palla. Rimessa Primavera con Gerardi che arriva. C'è lo scambio spalla alla porta con Palmeri, fermato da Tarantino. Rimessa ancora per la squadra marsalese con il controllo di Crimi anticipato da Schiavo. Poi Tarantino vince il contrasto, tiene palla ancora Tarantino, cerca di passare, non ci riesce, e poi Spazzatellini, fallo laterale. La battuta di Gerardi, la palla che arriva dalle parti di Girolamo, che la calcia in avanti. Danna con il controllo per Lo Bianco, che spazza via questa volta. Varrica pressato da Castiglione, che lo ferma. Calisti, palla lunga, Viviano, tocco poi per Schiavo, che cerca di arrivare, commette fallo. Qui la palla recuperata da Varrica, che cerca poi in spaccata di servire Schiavo. Da apprezzare comunque l'intensità del numero 9 del Cus. La battuta lunga di Villa, il controllo di Bonfratello che viene incontro a prendere il pallone, passa in mezzo a due Bonfratello, poi c'è il tocco per Palmeri che ha spazio da prendere. Palmeri allunga la falcata in area di rigore, fermato da Ribuffo e poi da Tarantino. E poi c'è la palla messa in fallo laterale dal numero 8 del Cus. Spalla alla porta Palmeri, affrontato da Tellini, raddoppia Tarantino, la palla rimane in campo, Tellini alla fine ne esce vincitore, guadagna anche la rimessa.
sul tocco di Di Girolamo, che potete vedere da soli anche da questa inquadratura. Il vento che per il momento non crea difficoltà. Qui Schiavo, contrasto con Gerardi, rimessa Primavera Marsala. Fallo laterale per Gerardi. Poi prova ad arrivare anche Di Girolamo. Bonfratello spalla alla porta, prova a passare ancora. Commette fallo. Trattenuta col braccio ad uncino, come si suol dire in questi casi. Piazzato per la squadra di mister Di Fresco. Con Ribuffo che deve arretrare di qualche metro. La palla giocata in avanti ma allontanata ancora dalla Primavera Marsala. Calisti cerca Schiavo che prova a passare, lo chiude però molto bene Carducci, che palla lancio lungo, lo bianco. Calisti alza questo campanile a centrocampo, Tarantino contro Di Girolamo, ma meglio quest'ultimo. Poi Tellini di testa e poi di piede, ma quando ormai la palla aveva oltrepassato la linea laterale. Allora Gerardi andrà alla battuta con le mani, 27,5 in questo primo tempo. Qui riesce il giro palla con Crimi alla squadra ospite, poi costretto a inseguire la sfera senza forse riuscire a tenerla in campo tranquilla, così è. Viola, cerca Varrica, lo trova, poi non passa Varrica, subisce anche il fallo. Lo bianco alla battuta di questo calcio di punizione. Con il fischio dell'arbitro che arriva. Lo bianco scodella verso l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori Di Crimi. Poi subentra l'azione Parrinello, ma c'è Danna. Lo bianco alla fine mette il pallone fuori. Problema per Calisti. Arbitro scodella per Danna, poi non riesce a tenerla Viola. Battuta lunga su Calisti che si è ripreso. Lo bianco, tocco per Ribuffo. Viviano si gira molto bene, poi anche con la ruleta Viviano prova a prendere campo. Sempre il numero 10, tocco per Schiavo intercettato. Alla fine palla messa fuori. Danna con le mani cerca Viola, spalla alla porta, però a girarsi viene agganciato da Giacalone. Calcio di punizione per il Cus. Buona posizione questa anche per mettere palla in mezzo quando sta per scadere anche la mezz'ora. Di palle gol vere e proprie la squadra di mister Di Fresco non ne ha ancora create. Potrebbe essere questa una buona chance con Diego Tarantino sul punto di battuta. Il fischio dell'arbitro. Tarantino teso verso la porta. Villa la tiene lì. Rinvia Villa oltre il centrocampo. Bonfratello la aggancia. Tarantino però lo anticipa. Ribuffo, Calisti, Lo bianco, ancora Ribuffo. Occhio però alla palla persa da Ribuffo, ne approfitta Palmeri. Ribuffo in scivolata, rischiando un po' ma molto efficace. Poi Tarantino la tiene in campo, anticipati tutti da Crimi. Tellini, Tarantino
scarica indietro, poi Calisti in avanti, Viviano forse fermato collosamente, l'arbitro lascia giocare. Giacalone, Bonfratello allarga verso Tranchida che però non può arrivare, poi intercetta il passaggio di Danna, costretto però a mettere fuori, e si ripartirà dal fondo, si ripartirà con Logalbo. Tellini, Calisti con spazio, Varrica prova a girarla verso Viviano, costretto a rallentare subito. Tellini di testa in qualche modo disorienta Bonfratello. Danna, l'avanzata, poi il tocco a cercare Viola che va a contrasto, tutto regolare per l'arbitro. Poi Danna, mentre si è fatto male Viola. Si rialza il numero 7 del Cus. Tanto occhio qui all'avanzata, tentata da Parrinello, fermato da Danna. Poi l'anticipo secco di Crimi, che riesce anche a trovare Tranchida. Duello con Viola, fallo del 7 giallo, punizione Primavera Marsala, che va detto sta tenendo ottimamente il campo e sta per il momento meritando il vantaggio. La battuta in avanti, Tarantino a vuoto, allora attenzione a Palmeri che si gira, Palmeri cerca lo spazio per calciare col destro, ottima idea, eseguita anche abbastanza bene, ma la palla esce di poco. Battuta in avanti, Viviano, poi cerca di passare, tocco per Schiavo, fermato. Colpo di testa di Castiglione, poi Tellini, alla fine Gerardi addosso a Tarantino, rimessa Primavera. Gerardi con le mani, scambio con Di Girolamo, ancora Gerardi, poi Palmeri scarica su Crimi che colpisce involontariamente Giacalone e poi Calisti colpisce involontariamente l'arbitro. Calisti, ribuffo, palla direttamente dalle parti di Logalbo. Calisti attende spazio per servire i compagni, colpo di testa di Parrinello, quello tentato da Giacalone, poi Viola prolunga, Varrica allarga a sinistra per la corsa di Danna che prova a sfruttare i suoi cavalli, va sul fondo Danna, mette al centro il pallone, allontanato in qualche modo, poi Schiavo arriva ma prova a ricostruire da capo il Cus, chiusura su Danna, provvidenziale in questo caso l'intervento di Carducci. Sembra già pronto a fare qualche cambio mister Di Fresco, visto che D'Alessandro e Zora hanno già svestito la casacca e la felpa
All'avvio di secondo tempo andremo anche ad elencare quelle che sono le panchine. Molto esigua quella della Primavera, con 3 elementi. Intanto Tellini cerca Schiavo, anticipato, tocca lui per ultimo però. Palla giocata da Palmeri, entra Schiavo, affrontato senza fallo, Tellini. Poi spazza via Carducci. Palmeri dall'altra parte, fermato da Tellini, rimessa. Rimessa Primavera Marsala, ultimi 3 minuti di questo primo tempo. Gerardi ancora con le mani, cambio rimessa. Allora andrà Tellini con le mani. Schiavo prova a girarla, Gerardi in fallo laterale. Tarantino, poi Viviano. Schiavo preso in controtempo e fermato da Gerardi. Ancora Schiavo che prova a passare, interviene però Giacalone. Colpo di testa, poi Bonfratello prolunga per Palmeri che cerca di passare, Tellini lo ferma. Sta entrando in partita il terzino destro del Cus, che qui però non trova Viviano. Parrinello per Di Girolamo. Non ci arriva Bonfratello, ci arriva invece Ribuffo che allarga su Danna. Calcia più lontano che può il numero 3 del Cus, la palla esce in fallo laterale. La rimessa l'indirizzo di Parrinello che propone al centro, Ribuffo controlla con calma e la gioca su Danna. Danna in profondità, arriva Varrica ma Crimi che però viene fermato. Poi Viviano cerca la corsa di Viola, allunga la falcata il numero 7, fermato però da Crimi, il ripiegamento difensivo. Allora con le mani andrà Danna. Viola con lo scarico, Danna con il cross al centro, Villa smanaccia sulla testa di Schiavo. Poi Tarantino, la palla gli rimbalza davanti, Tellini con l'anticipo di testa, Tarantino sovrappone Tellini, Tarantino perde un brutto pallone proprio perché lì era scoperto. Poi Di Girolamo non riesce a imbastire l'azione d'attacco. Ultimo minuto di gioco in corso, con ancora una palla persa da Tarantino e Palmeri che recupera e corre, Tellini però lo rimonta. Poi ancora Tarantino in fallo laterale. Rimessa per Gerardi. Poi spazza via Castiglione dalle parti di Palmeri, fa rimbalzare Tellini e rimessa laterale per il Cus. Sta per scadere il 40esimo. Un minuto da giocare dunque. Colpo di testa di Girolamo, poi Calisti, Tarantino anche lui di testa e poi allontana. Gerardi la può fare rimbalzare. Rimessa Primavera Marsala. Gerardi cerca Palmeri proprio sotto la nostra postazione. Fuori, la rimessa sarà per il Cus. Di Tellini, poi prova ad arrivare Viviano, Schiavo cerca dall'altra parte Varrica, non lo trova. Rimessa per la Primavera Marsala col direttore di gara che a breve fischiare la fine del primo tempo. Fine del primo tempo
Ecco che arriva in questo istante 1-0 Primavera Marsala sul Cus Palermo dopo i primi 40 minuti. Decide per il momento la rete messa a segno da Parrinello. Gara equilibrata in cui comunque la squadra di Mister Sandrich ha provato con più convinzione. Ancora nessun tentativo degno di nota verso la porta da parte della squadra di casa. Restiamo ovviamente collegati qui sul campo della Fincantieri. Secondo tempo che arriverà tra qualche minuto, intanto però l'intervallo che arriva anche per noi.
Rientriamo qui dal campo della Fincantieri, secondo tempo della sfida tra Cus Palermo e Primavera Marsala, gara valida per la 20ª e terzultima giornata del girone A del campionato regionale allievi under 16. Primo tempo che si è concluso con il parziale di 0-1, come potete vedere anche in grafica con la rete di Parrinello. Mentre ci sono dei cambi in casa Cus Palermo, con l'ingresso in campo di D'Alessandro al posto di Tellini, l'ingresso in campo anche di Zora al posto di Varrica, uscita anche di Lobianco e l'ingresso di Pirrera, quindi 3 cambi subito in apertura di secondo tempo per il Cus, che dunque si schiera in campo con Localvo in porta, linea difensiva con a destra D'Alessandro, a sinistra Danna, i centrali sono per l'appunto Pirrera e Ribuffo, in mezzo al campo c'è Zora al fianco di Tarantino e di Calisti, in avanti Viviano, Schiavo e Viola, che adesso passa punta centrale. Dall'altra parte risponde, mentre il direttore di gara sta per dare il segnale dell'inizio del secondo tempo, risponde la Primavera Marsala con Villa in porta, mentre inizia adesso il secondo tempo. Villa in porta, linea difensiva con Tranchida a destra, Gerardi a sinistra, i centrali sono Castiglione e il capitano Carducci. In mezzo al campo c'è Crimi con il numero 10, accanto a lui Giacalone col 5, Di Girolamo con l'8. In avanti gli esterni sono Parrinello a destra, Palmeri a sinistra, la punta è Bonfratello. Mentre qui c'è forse un tocco con la mano di Giacalone, si continua a giocare. E per arbitro fischia. Un fallo di Ribuffo. Dunque con gli ingressi di D'Alessandro, Pirrera e Zora ci sono ancora Lentini, Accardi e Ruffino in panchina per mister Di Fresco. Non ha ancora effettuato cambi, ma ha già mandato a scaldare i suoi effettivi mister Sandri, effettivi che sono Denaro, Lentini, anche in questo caso Nicola Lentini, e Barraco. Zora prova a recuperare il pallone senza successo. Giacalone in profondità per la corsa di Bonfratello, che è in posizione regolare. Bonfratello, momento dei compagni, momento al centro del pallone, intercetta D'Alessandro per la palla, diventa buona per Di Girolamo che la piazza. La palla si perde fuori di qualche metro. Calisti, pressato da Bonfratello, la scarica su Pirrera, poi non controlla Danna. Altro errore tecnico da parte del Cus, ce ne sono stati tanti nel corso del primo tempo. Questo ha sicuramente agevolato il compito della squadra ospite, che qui con Bonfratello, la giocata per Parrinello, Parrinello converge, cerca la palla in area di rigore, allontana D'Alessandro, poi Schiavo, Zora di testa, poi cerca di allungarla su Zora che non può arrivare, allora subentra Castiglione. Danna a gira in avanti verso Schiavo, Schiavo anticipato all'intervento di Tranchida, poi Viviano si accontenta del fallo laterale. Zora scambia con Danna che ha battuto la rimessa. Danna col cross, Villa la lascia uscire. Riparte col fraseggio corto la Primavera Marsala, con Carducci che ha giocato in avanti. Parrinello scarica su Bonfratello, quella palla allargata sulla destra ancora su Parrinello, anzi su Giacalone, che però non riesce a controllarla. Alla rimessa su Danna, allontana Tranchida, poi Calisti sempre di testa. Viviano, raddoppiato anche da Giacalone, Viviano riesce ad evitarlo,
Poi ancora l'1 contro 1 con Tranchida, la finta di Viviano, se la riporta sul destro, la palla messa al centro, nessuno sul secondo palo, subentra D'Alessandro che può alimentare ancora l'azione d'attacco del CUS. D'Alessandro all'1 contro 1 con Palmeri che gliela mette in fallo laterale. E c'è anche la carica di mister Di Fresco e i suoi ragazzi. Tarantino. D'Alessandro cerca ancora la palla per Tarantino, poi lotta con Gerardi, subentra nuovamente il numero 8 del CUS. Al duello con Di Girolamo, sempre Tarantino. D'Alessandro finta il cross, lo fa partire adesso, c'è la deviazione, palla messa fuori alla difesa, poi Calisti al tiro e la parata di Villa, primo vero tentativo della partita per il CUS, marcato dal capitano invia Villa, colpo di testa di Zora, poi Crimi dove c'è ancora Calisti, poi sempre Crimi a Giacalone. La palla arriva dalle parti di Zora, Zora converge, poi cerca la conclusione, c'era Schiavo che voleva il pallone nel cuore dell'area. Carducci in avanti, controlla Calisti, Tarantino cerca la giocata in avanti, Di Girolamo lo ferma senza commettere fallo secondo l'arbitro, poi controlla Pirrera che spinge ancora la nuova azione offensiva. Zora, palla per Viviano che prova a girarsi, adesso è fronte alla porta, Viviano serve Viola, sbaglia il tocco per Danna e poi la palla allontanata da una Primavera Marsala messa sotto pressione in questi primi minuti di ripresa dal CUS. Pirrera cambia gioco, lo fa bene dalle parti di D'Alessandro che controlla. D'Alessandro riesce a ritrovare in tempo l'equilibrio, poi prova a sfidare Gerardi in velocità, raddoppiato D'Alessandro, propone al centro, allontana Crimi, poi Di Girolamo in fallo laterale che sarà per la Primavera Marsala. Battuta in avanti, Palmeri affrontato, l'arbitro lascia giocare, poi allontana Castiglione, Danna di testa, poi di testa anche Giacalone su Zora. Zora in profondità, questa palla in verticale verso Viviano che può andare in 1 contro 1. Viviano, serie di finte contro Tranchida, ancora Viviano, passa dal centro, c'è Danna che si propone in area, fermato da Crimi, calcio d'angolo per il CUS che è iniziato con un buon piglio il secondo tempo. Squadra che è ancora alla ricerca di uno dei pass per qualificarsi ai playoff regionali della categoria. Ricordiamo che la squadra di mister Di Fresco è reduce dalla beffarda sconfitta contro il Città di Trapani. Intanto palla messa al centro, Schiavo non trova l'impatto col pallone, disegnato bene questo calcio d'angolo con Zora, qui Schiavo ancora a lottare, commette fallo. Calcio di punizione, dunque primi 7 del secondo tempo che se ne sono andati. Con la battuta di Carducci che rimane corta, la prolunga di Girolamo, poi Bonfratello anticipato da Ribuffo. Zora prova a far correre dall'altra parte compagni che però non ci sono, avevano stretto tutti dall'altra parte. Allora Gerardi può allontanare la minaccia cercando Bonfratello ma trovando Ribuffo. L'arbitro però fischia fallo. Punizione guadagnata da Bonfratello nel duello con Ribuffo. Punizione che verrà battuta da Gerardi. Che va a rilancio sui piedi di Tarantino che non controlla bene ma lo aiuta alle sue spalle Ribuffo che calcia lontano anche per far salire la sua squadra. Carducci
con la palla intercettata da Viola. Vediamo se la tiene in campo, riesce a tenerla in campo, mette al centro Carducci in calcio d'angolo. Decisamente un altro Cus in questo secondo tempo. Vacalisti dalla bandierina, il capitano della squadra di Mister Di Fresco, che porta altri 6 elementi in area di rigore, tutto rintanato negli ultimi 20 metri invece l'11 ospite con la palla. Di Calisti al centro, Villa smanaccia, poi allontana in qualche modo Giacalone, arriva Viviano, tutto regolare secondo l'arbitro, la prova a sforbiciare ma chiude Di Girolamo. D'Alessandro controlla ma c'è un giocatore della Primavera Marsala a terra. C'è stato uno scontro poc'anzi, se non ho visto male Parrinello, è stato quello rimasto giù nel contatto con Viviano. Si riprende con un pallone che verrà scodellato proprio sui piedi di D'Alessandro. Ancora Palmeri a contrastare D'Alessandro, la palla rimane in campo. E alla fine l'ultimo tocco è proprio del terzino destro, ricordo è entrato al posto di Tellini nel primo tempo. Di testa di testa è andato Di Girolamo, che poi prova anche la giocata personale, viene trattenuto. E calcio di punizione per la Primavera Marsala. Calcio di punizione sul pallone Crimi. Il fischio dell'arbitro. Crimi scodella verso l'area di rigore, sbilanciato, ribuffo. Fallo di Bonfratello. Punizione già battuta dal Cus. Danna può prendere campo il terzino sinistro, ancora Danna, il tocco a cercare a trovare Viviano, fermato da Tranchida. Rimessa che verrà battuta da Danna, cerca di affrettare i tempi il Cus. C'è poco meno di mezz'ora a giocare. Viviano con la girata su Villa. Batte Villa in avanti, a vuoto Tarantino ma a vuoto anche Palmeri, di testa però male D'Alessandro, proprio sui piedi del numero 7 ospite. Punizione Primavera Marsala. Punizione ancora per Gerardi. Punizione del numero 6 in maglia bianca, che cerca Di Girolamo per vie centrali. Giacalone, il rimbalzo, poi il cross, Bonfratello anticipato in maniera provvidenziale da Ribuffo. D'Alessandro la tiene in campo, poi cerca questa palla in avanti, c'è stato il tocco di Palmeri, rimessa guadagnata dal numero 14 in maglia gialla, Tarantino. La gira, ma quando il pallone era uscito dal campo. Mentre c'è un cambio reclamato a gran voce da Mister Di Fresco, fuori Viola, dentro Ruffino.
Ruffino che si va a piazzare ovviamente al centro dell'attacco. Battuta di Gerardi, cambio. D'Alessandro cerca e trova Tarantino che rovescia in avanti, Crimi gioca male, poi Zora il palleggio elegante a centrocampo per la palla allargata per Danna. Avanza Danna che prende campo, può proporre adesso anche al cross centrale, ma Ruffino non arriva. Rinvio corto ancora da parte di Villa, poi in qualche modo allontana Giacalone sui piedi di Parrinello, fermato da Zora. Ancora Parrinello però non ci arriva Bonfratello, Ribuffo la insegue e la tocca sullo Galbo. Pirrera col dribbling che passa per vie centrali dove c'è Calisti allarga dalle parti di Alessandro, lungolinea verso Schiavo anticipato dall'intervento di Carducci e poi fischio contro il numero 11 del CUS. C'è stata l'ammonizione per Schiavo. Dunque giallo per Schiavo e punizione per la Primavera Marsala, superato il quarto d'ora. La battuta di questo calcio di punizione controlla Ribuffo, ma era in fuorigioco Bonfratello. Lo Campo batte dalle parti di Danna. Il rimbalzo lo tradisce, poi Zora interviene, recupera palla Viviano, palla per Ruffino prova a girarla, in qualche modo la tiene, ancora Ruffino, prova ad evitare Castiglione, sempre Ruffino, Castiglione subentra, la palla viene gestita da Tranchida, recupera il CUS con Schiavo che cerca la girata, la palla va fuori. Ma è calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il CUS. Con Ruffino ovviamente osservato speciale e la battuta di Calisti. La palla che arriva nel cuore dell'area, in qualche modo Schiavo, poi Ribuffo, la alza verso l'area, Di Girolamo spazza via, dove c'è il solo Lo Galbo. Calcia lungo il portiere, poi Giacalone interviene e spazza via Crimi. Ancora Giacalone in avanti, dove c'erano solo maglie gialle, quella di Ribuffo in particolare. Danna, Zora, Danna ancora sulla corsa, avanza il terzino, poi cerca il lungolinea per Ruffino, molto lontano dalla porta anche in questo caso il centravanti del CUS, che propone in mezzo dove c'è solo Villa. Rinvio di Villa, non arriva Ribuffo, arriva Pirrera di testa, Calisti scodella in avanti, poi colpisce male Castiglione, insegue la palla Tranchida, ma la sfera finisce oltre la linea laterale, sarà una rimessa per il CUS. Ci avviciniamo a metà del secondo tempo. Con le mani Danna. Ruffino scavalcato, allontana Tranchida sui piedi di Giacalone, anzi sui piedi di Bonfratello, affrontato regolarmente da Calisti. Zora
cerca e trova Schiavo, ottimo controllo di Schiavo che prova a girarsi in mezzo a due, ancora Schiavo, lotta, sempre Schiavo in aria, la palla arriva dalle parti di Ruffino che calcia, c'è la parata in due tempi di Villa, è passato in mezzo a una selva di gambe questo tiro di Ruffino, l'ha visto però Villa, che l'ha preso. Rinvia Villa, Palmeri tutto solo, non controlla, D'Alessandro, la palla esce, cambi per la Primavera Marsala, uscita di Crimi, ingresso in campo di Denaro. Entra Gaspare Denaro, una squadra piena zeppa di under 16, quindi di classe 2007, quindi tanti sottoetà in casa Primavera Marsala, che in ogni caso sta tenendo molto bene testa, una delle migliori formazioni del girone. Ricordo ancora una volta, quinta forza del raggruppamento del girone A, il Cus Palermo. Qualche punto più indietro c'è proprio la squadra marsalese che è in vantaggio, ricordo, grazie al gol messo a segno da Parrinello nel primo tempo. Pirrera, Tarantino, cambio di gioco dalle parti di Viviano, anticipato dall'ottimo intervento di Tranchida. Zora prova a stringere verso il centro Zora, tocco per Viviano che prova ad andare in 1 contro 1. Viviano, ingresso in area, Viviano, c'è la deviazione, Ruffino la gira, Schiavo, l'intervento di Villa a negare l'1-1 ad un passo dal pari, ancora il Cus. Seconda opportunità nel giro di pochi minuti per la squadra di casa, che per quello che sta producendo in questa prima metà di secondo tempo meriterebbe il pareggio. Ribuffo in avanti, Schiavo prolunga su Ruffino, in anticipo su di lui però Denaro che va giù e si prende il calcio d'angolo Ruffino. Sicuramente un'ottima idea per un giocatore delle sue leve. Quinto corner per il Cus, ancora con Calisti col sinistro a rientrare, tanti uomini del Cus in area, tutta la squadra ospite negli ultimi 20 metri, pallone al centro, di testa la sfiorata Ruffino, pallone che si perde fuori. Anzi, è stata colossale la palla gol avuta da Schiavo, ma è stato fenomenale Villa. C'è stato il rinvio, palla persa però subito dalla Primavera. Pirrera per Danna, Zora cerca di fiondarla verso Schiavo, l'anticipo da parte di Carducci che poi arriva anche prima di Tarantino e allontana. Bonfratello mangiato letteralmente da Ribuffo. Calisti, Zora allarga su Tarantino, sovrappone D'Alessandro che tiene palla in campo, non è facile giocare da quelle parti, infatti la palla esce. Rimessa battuta da Denaro con la palla che esce, ancora in fallo laterale, sempre Denaro con le mani, di testa Tarantino e altro fallo laterale per la Primavera Marsala che ne approfitta anche per rifiatare. Col pallone a disposizione è sempre più facile farlo. Pirrera, Danna
prendere campo, serve immediatamente Viviano che è costretto a inseguire il pallone anche per via dell'evento. Viviano guadagna con intelligenza un calcio d'angolo, calciando addosso a Tranchida, e allora sale Pirrera, sale Ribuffo, ovviamente c'è Ruffino, ovviamente c'è Schiavo, sono tutti negli ultimi 40 metri di campo i giocatori, pallone che spiova in area, Ruffino stacca a vuoto, c'è comunque Schiavo ad alimentare l'azione, Schiavo con l'1 contro 1 contro Denaro per spalla alla porta, prova a girarsi col numero, Schiavo ci riesce, pallone al centro, Villa la blocca. Rinvia Villa, quella che non arriva a centrocampo, la controlla Bonfratello che gioca però male. Pirrera cerca Viviano, una palla complicata infatti sbagliata, occhio alla ripartenza della Primavera Marsala con Palmeri in avanti dove c'è Pirrera. D'Alessandro, lancio verso Schiavo e verso Ruffino, quest'ultimo non ci arriva, poi di testa Castiglione dalle parti di Denaro che la insegue, la calcia via, però concedendo fallo laterale al Cus Palermo. C'è un altro cambio per la squadra ospite, per mister Sandri, che toglie Palmeri e inserisce Barraco, maglia numero 15, e passa al 5-4-1 mister Sandri, con Barraco che si va a piazzare in difesa. Di testa Ruffino, poi Zora controlla, saranno ancora più stretti gli spazi negli ultimi metri di campo della squadra ospite. Ribuffo, ultimo quarto d'ora in corso, Calisti si può girare, può andare, allarga su D'Alessandro, anticipato da Denaro, prova ad accelerare adesso Gerardi la ripartenza, ma può soltanto buttarla via. È il mood di questo secondo tempo, di questi 25 minuti e passa di ripresa. Zora lancia in avanti verso Viviano che evita un avversario, Ruffino fronte alla porta, cerca la palla dentro, non la trova, poi Schiavo in anticipo, ancora Schiavo che si gira, Schiavo col destro sopra la traversa, ma è, ripeto, un altro Cus Palermo in questa ripresa. La battuta con Ruffino che va a pressare, per poco non recupera il pallone, poi Schiavo guadagna un fallo laterale in pressione su Castiglione e si rimane in questa zona di campo con la girata di Tarantino. Arriva in ritardo Viviano, la palla viene allontanata solo parzialmente, Calisti sbilanciato da Bonfratello, punizione Cus. Con Pirrera designato dal suo allenatore a battere questa punizione. C'è Pirrera sul pallone, tutti oltre la linea del pallone, c'è il fischio, Pirrera dentro, la palla rimane in area, non ci arriva Viviano, poi il colpo di testa di Danna che alza un campanile, pallone che rimane lì, colpo di testa di Ruffino, il salvataggio sulla linea, poi la palla che rimane lì allontanata dalla difesa del Marsala. Si continua a giocare con Zora che palleggia, ancora Zora che prova a passare, il duello con Parrinello vinto da quest'ultimo, l'arbitro fischia in favore di Zora. Tanto cambia ancora mister Di Fresco, esce Calisti che cede la fascia a Ribuffo, entra Accardi,
e c'è un cambio forse anche dall'altra parte, ma più probabilmente arriverà dopo il calcio di punizione che verrà battuto ancora da Pirrera. C'è il fischio dell'arbitro. Pirrera l'ha battuta tesa in mezzo, colpo di testa dalle parti di Schiavo che prova a prolungarla dove c'è il ribuffo anticipato. Danna ci prova col destro, anticipato Viviano sul tap-in. Ancora Cus però, anche se qui c'è l'intervento ancora su Viviano. Zora prova a intercettare, spazza via Parrinello. Da Alessandro. Ruffino controlla, poi prova anche a girarla. Viene però fermato. Intervento di Accardi con la mano. Allora occhio alla ripartenza della Primavera che batte subito la punizione. Parrinello in profondità su Bonfratello. L'anticipo di Ribuffo. Partita apertissima qui alla Fincantieri, poco più di 10 alla fine. La battuta di Denaro dalle parti di Parrinello, fermato da Tarantino che lotta ancora e innesca in qualche modo Viviano. Viviano prova a tenerla in campo, ci riesce e può andare in 1 contro 1 con Tranchida. Tocco per Ruffino preso per in controtempo. Poi prova a lottare Ruffino però senza riuscire a recuperare il pallone. Lo recupera però in un secondo tempo Accardi. Da Alessandro. Lo rimonta Gerardi che poi lo chiude e la palla esce in fallo laterale. Fa fatica ad uscire adesso la squadra di Mister Sandri. Tarantino. Accardi cincischia e la perde. D'Alessandro recupera subendo forse anche fallo, sì. E calcio di punizione con Pirrera che invita i suoi a battere e a salire. Alle spalle del battitore della punizione c'è solo Lo Galbo. Pirrera mette al centro, la palla rimane lì. Fuori gioco di Schiavo. E intanto un cambio per parte, c'è l'ultimo per Mister Di Fresco che manda dentro Lentini. Mentre ci sono gli ultimi cambi anche per Mister Sandri. C'è l'ingresso di Nicola Lentini dall'altra parte ed esce Parrinello. Intanto Pirrera ha recuperato palla, Ruffino la gira troppo forte. Intanto nuova disposizione del Cus. Ancora perdite di tempo da parte della Primavera Marsala contestate apertamente da Mister Di Fresco e da tutti i giocatori a sua disposizione. Qui Accardi recupera un buon pallone. Zora chiude bene. La chiusura di Nicola Lentini. Qui intanto Accardi. Zora con la palla che esce direttamente sul fondo. La battuta corta per Carducci. Il lancio in avanti. Cerca in qualche modo di controllarla e ci riesce. Poi Bonfratello fermato senza fallo da Ribuffo. Il lancio di Ribuffo. Controlla Tranchida. Poi prova ad arrivare sul pallone Alessio Lentini, ci riesce. Ribuffo. Calcio di punizione per il Cus. Cus che nelle ultime partite
è andato sotto, comunque ha subito gol beffardi nel finale e adesso il gol nel finale lo cerca con tutte le sue forze. Sul pallone c'è Pirrera, ancora una volta tutti in area o al limite dell'area tranne Lo Galbo. C'è il fischio. Pirrera troppo forte, troppo lungo il suo rilancio. Va bene, allora non ti preoccupare, dai. Matti, oh, Matti, aiutami, Matti. Veloce, Raffaele. La battuta lunga ancora di Carducci. Uomo. Tarantino cerca di girarla, trova Gerardi, rimessa, Cus. Pirrera in avanti, cerca Viviano che sfiora, Ruffino in mezzo a due, non passa, Gerardi ancora, prova a portare via il pallone, ci riesce Pirrera che è entrato bene in partita, poi ancora Pirrera dopo il recupero di Viviano, scambio, ancora Pirrera, il triangolo che si chiude, Pirrera in aria, il palo! E la palla che si perde fuori, che chance per il Cus, palo di Pirrera. L'occasione più ghiotta della partita arriva a poco più di 5 minuti dalla fine. Qui Villa è rimasto fermo, il palo lo ha salvato. Gerardi non la tocca neanche, allora Pirrera propone il cross, Schiavo di testa, prova a servire Ruffino. Villa. Villa con tutto il tempo che può utilizzare va al rinvio, ribuffo con la schiena, poi allontana di Girolamo verso Bonfratello, anticipato da Tarantino, Lo Galbo, calcia più lontano che può, Viviano forse trattenuto, colpo di testa di Carducci, poi Giacalone direttamente in fallo laterale, anche se Girardi prova a inseguirla, non ce la fa. La battuta di Pirrera, cambio rimessa. La rimessa per il numero 15 Barraco e Bonfratello. Ribuffo cerca l'anticipo, per poco lo liscia, poi in qualche modo recupera. Viviano per Accardi che la gira verso Ruffino che può allungare la falcata, arriva anche Schiavo, l'uscita di Villa sui piedi del numero 11 del Cus che ha mancato l'impatto col pallone. È Villa che può rinviare, ultimi 3 minuti più recupero. Ruffino si gira, allarga per la corsa di Pirrera. Pirrera vince un rimpallo, ancora Pirrera, converge, non trova compagnia a servire, allora prova ad andare da solo ma viene fermato, poi sbaglia di Girolamo, subentra nell'azione Accardi ma Gerardi interviene ancora e attenzione a Bonfratello dall'altra parte, ribuffo con il recupero però solo momentaneo, poi Accardi recupera senza commettere fallo, ribuffo in avanti, scavalcati i difensori della Primavera, arriva però Villa. Allora rinvia Villa, Tarantino qui a vuoto, poi recupera la posizione su Gerardi che però gli porta via il pallone, ancora Tarantino con la spalla. Ruffino la stoppa e la gira per Pirrera, ennesima sgroppata della sua partita, pallone in mezzo, anticipato qui Lentini dall'uscita di Villa. D'Alessandro qui scavalcato, poi l'intervento di ribuffo ai danni di Denaro, è rimasto giù il capitano del Cus, però il fallo è contro di lui.
38-20, quindi 1 minuto e 40 alla fine più recupero. Vedremo anche la durata dell'extra time con diverse interruzioni e anche tante perdite di tempo, come per la battuta di questa punizione. Arriva Zora non riesce per a tenerla, la allontana Giacalone dalle parti di Ribuffo che spazza via. Schiavo in avanti, troppo profondo però. Villa che allora branca il pallone con tutta la calma del mondo, la calcia lontano. Cercato Denaro, di testa da Alessandro, con il tocco proprio del numero 19 che poi non riesce a tenerla in campo. 40 secondi. Direttore di gara che però assegna la rimessa alla Primavera Marsala. Tanto arriva l'ammonizione per Mister Di Fresco, che ha alzato un po' i toni. Probabilmente aveva anche ragione sulla rimessa. Poi alla fine è arrivato il cambio rimessa perché ha sbagliato Denaro. Quarantesimo scaduto. Direttore di gara che deve prendere nota ancora dell'ammonizione di Mister Di Fresco. Cinque minuti da adesso. Ruffino prolunga, Di Girolamo controlla e spazza via. Ribuffo contro Bonfratello, alla meglio il capitano del CUS. Tarantino in profondità a cercare Schiavo, ma c'è ancora Villa che protegge. Villa mette giù il pallone. Prende ancora un po' di tempo Carducci. Tarantino qui anticipato da Gerardi, poi Ribuffo. Pirrera, serie di rimpalli, Gerardi forse con la mano si gioca. Ancora Gerardi, non passa su Tarantino che può alimentare l'azione. Schiavo prende campo e prende velocità. Ancora Schiavo che converge, chiuso da 3 maglie avversarie. Subentra Tarantino. Tarantino, la scucchiaia verso l'area di rigore, pallone prolungato e poi il salvataggio di Villa su Lentini, occasionissima ancora. Questa partita è indemoniata. Alla battuta va Zora, uno degli ultimi assalti. Con la battuta dalla bandierina di Zora. Pallone sul primo palo, il controllo di Tarantino e poi Ribuffo anticipato in calcio d'angolo. Altro corner, sale anche Lo Galbo. È scaduto anche il secondo minuto di recupero. La battuta ancora di Zora. La palla questa volta sul secondo palo. Ruffino prova ad arrivare. Insegue la palla anche Lo Galbo, che in qualche modo evita il rinvio dal fondo ma concede rimessa. E qui respira la Primavera Marsala. La battuta lunga con le mani, colpo di testa. Poi Ruffino prova a proteggere. In mezzo a 2 Ruffino, interviene Di Girolamo, poi Schiavo, la palla messa al centro, arriva Pirrera di testa, poi la controlla, ancora Pirrera fermato dall'intervento di Tranchida che spazza più lontano che può. Tarantino inseguito da 2 avversari, qui rischia Tarantino, Gerardi la recupera, ancora il duello vinto col fisico dal numero 8 del CUS che poi lancia lontano. Tocca Giacalone in qualche modo, poi spazza Di Girolamo. Ribuffo di prima, senza pensare, più avanti possibile per Pirrera. La palla in avanti ancora per Pirrera, allontanata
Ha cercato la giocata Lentini senza successo. Poi Bonfratello, attenzione perché c'è l'inserimento di Denaro chiuso da D'Alessandro. 1 minuto e mezzo alla fine. Ribuffo. Il rilancio in avanti verso Schiavo che non ci arriva. Rimessa Primavera. Rimessa di testa Zora, poi Schiavo la controlla verso il centro, subentra ancora Zora che rimette al centro il pallone, Villa non esce, poi arriva l'intervento di Lentini che la tiene in campo, rimessa Cus, ultimo minuto in corso. Viviano per Pirrera che non controlla bene. Poi Viviano con il cross al centro, non arriva Ruffino, pallone che rimane lì, adesso Ruffino con l'uscita di Villa. Il direttore di gara che ha fermato il gioco per discutere con Capitan Carducci. Zora prova a girarla, qui però il pallone è ancora della Primavera che cerca l'uscita in ripartenza con Denaro, il servizio per Bonfratello, l'uscita solo accennata di Logalbo e Bonfratello chiude la partita, è il 2-0 proprio allo scadere del quinto minuto di recupero e dunque la Primavera che di fatto vince questa partita. È bastato un contropiede per raddoppiare e per chiudere il match. E Cus che si mangia le mani perché ha giocato un grande secondo tempo, ha sfiorato tante volte il gol del pareggio che era meritato e forse per quello che si è visto anche un po' stretto qualora fosse arrivato. Invece è arrivato il raddoppio con una ripartenza facile conclusa da Bonfratello, che si è anche tolto la maglia e dunque si è anche preso il cartellino giallo. Il direttore di gara che fa riprendere il gioco semplicemente per emettere il segnale di chiusura. Vince la Primavera Marsala che espugna il campo della Fincantieri 2-0 contro un Cus Palermo grintoso, ma non è bastato. A segno Parrinello nel primo tempo, nella ripresa, giusto un paio di minuti fa, il raddoppio da parte di San Fratello. Ringraziamo chi ci ha seguito, siete stati in tanti anche oggi. Appuntamento ovviamente sul canale YouTube di Sportisili per rivedere gli highlights, le azioni salienti di questa partita, anche delle altre che abbiamo avuto il piacere e l'onore di seguire e di commentare nel corso di questo weekend. Naturalmente sulla pagina Facebook troverete tutti gli aggiornamenti, così come sulla pagina Instagram, sul sito ovviamente sportisili.it, tutte le notizie sullo sport siciliano a 360 gradi. Da Francesco Cammuca ancora una volta un ringraziamento, buon proseguimento di domenica e di weekend, alla prossima.